Coach Cupisti, una prestazione che ha visto Viareggio attaccata alla partita a lungo, ma non è bastato perché sull'ultima sgasata di Bassano non è riuscita a tenere botta. Ma una partita molto intensa, sapevamo che il Bassano è una squadra che ha un ritmo molto intenso, nonostante che fossimo andati sotto 2 reti, i ragazzi non hanno mollato, abbiamo creato diverse opportunità, purtroppo non le abbiamo concretizzate e siamo rimasti in partita fino a 1 minuto e mezzo dalla fine, dopodiché ti sei un po' allargato troppo e loro sono entrati nel burro. Però niente, devo fare complimenti alla squadra perché hanno lottato. Logicamente non basta, perché per raggiungere la salvezza bisogna fare 50 minuti di grande intensità e soprattutto anche di qualità. Senti, la cosa importante è che comunque la squadra si è scrollata allo stop col Giovinazzo, ha dimostrato di avere carattere e temperamento, adesso bisogna guardare al Montebello, è una sfida delicata, bisogna essere bravi a non farsi prendere da una settimana di pressione. No, noi dobbiamo essere bravi a recuperare tutti i giocatori, perché già questa partita avevamo un paio di giocatori infortunati, stasera se ne è aggiunto un altro, quindi dobbiamo riguardare un po' l'infermeria e poi con serenità preparare bene la partita che diventa determinante per il proseguo del campionato. Ultima cosa, questa è una domanda generazionale, sei stato protagonista dell'hockey di 20-30 anni fa, che è un hockey pieno zeppo di campioni, però a volte capitavano delle partite dove la prima dava 10 gol all'ultima e non era al massimo. Adesso questi campioni non ci sono più, però ogni gara è tiratissima. Qual è l'hockey migliore? Non c'è hockey migliore o peggiore, sono tempi. Una volta si giocava in una maniera, adesso questo è l'hockey e si deve adattare a questo. Una cosa è certa, che non c'è un dislivello fra la prima e l'ultima, cioè tutte le squadre sono organizzate, preparate atleticamente e sotto il profilo del gioco, quindi si lotta, poi alla lunga viene fuori sempre quella più forte.